mi dice il collega Ugo Bulgarelli, dovremo avere in collegamento diretto da Sassari il grande amico Ico Ribichesu, che tanti anni fa tra l'altro viveva proprio nella città di Carbonia e che da molti anni ormai è trapiantato a Sassari ed è anche, diciamo, lo speaker ufficiale da tanti anni della grande Dinamo Basket. Buongiorno a te, Ico. Buongiorno a te, io sono nato a Carbonia, quindi sì, sei nato a Carbonia. In casa. Lo sappiamo, giochi in casa, sei un mio grande amico e grande amico di Ugo Bulgarelli. Ben trovati, buongiorno. Buongiorno a te, Ico. Ti abbiamo svegliato un po' presto stamattina, ma la notizia è una notizia bomba. Chi potevamo chiamare se non te stamattina? Dai giornali, dai quotidiani, vediamo, insomma, in prima pagina sulla Nuova Sardegna, Pozzecco addio Dinamo, e anche l'Unione Sarda, insomma, dedica un articolo proprio. Tutte le nazionali, Sì, tutte le testate nazionali, ovviamente. Ma ho nominato. Già da ieri. Già da ieri. Ma cosa è successo? Anche se tu mi hai detto che ancora non è ufficiale, avrete una conferenza stampa. Noi ti devo dire, per tutta onestà, da ieri insomma siamo un pochino in fibrillazione, ma solo esclusivamente dal punto di vista mediatico, perché poi ci sono delle cose che non potremo sapere fino alle 11, perché certo. alle 11 c'è la conferenza stampa del presidente Sardara, che sicuramente avrà da dire in riferimento a quanto successo, a quanto riportato dagli organi di stampa. Io sinceramente non so niente di particolare, perché sai benissimo insomma che sono dentro la famiglia Dinamo, sì. Quindi sei stato uno dei primi sicuramente a sapere che ci fossero state delle problematiche pregresse, ma mi pare insomma di poter dire che probabilmente sarà una scelta dovuta a problemi che potrebbe aver avuto per esempio il coach piuttosto che non la società nei suoi confronti. Questo te lo dico a cuore aperto, perché insomma è sotto gli occhi di tutti che in 15 mesi sono stati raggiunti dei risultati davvero incredibili. Peraltro Gianmarco Pozzecco è un personaggio incredibile, di un'umanità infinita, questo te lo devo dire senza nessun problema, e peraltro amato sia dalla società, dai tifosi, insomma dall'intera isola, veramente una grande persona. Quindi se sono arrivati o arriveranno a una conclusione di quello che è il rapporto, sicuramente non è da imputare a qualcosa che ha a che fare con il gioco del basket, capito? Perché tieni presente che la filosofia Dinamo è realmente quella, siamo sprus di un gioco, no? Siamo più di un gioco, certo. Ed è vero. Ma come mai con Meo Sacchetti, no? Ha un carattere un po' particolare, magari. Io ti dico in tutta sincerità, noi parliamo da esterni, no? Noi siamo non lo sappiamo, certo. Raccontiamo, ci piace raccontare gli sport, Renato, lo sai, però ci sono degli equilibri che sicuramente non potremo mai conoscere, tra virgolette, perché non essendo i titolari di determinate cose non puoi capire. Io ci metto dentro il lockdown, ci metto dentro le problematiche legate al rifacimento del palazzetto, a quelle che sono le regole della LBA che ancora sono abbastanza fumose, non si sa se si partirà un campionato a 18, oggi sapremo se squadre tipo Cremona, Roma e qualche altra probabilmente possano rinunciare alla massima serie, quindi si potrebbe partire a 16, si potrebbe partire a 14, non lo so, non lo sappiamo perché siamo legati chiaramente a quelle che sono le decisioni dei vertici, che non sono a tutt'oggi molto molto chiare, cioè sono delle ipotesi. Il comitato, cioè praticamente il direttivo di Lega, si è riunito diverse volte, sappiamo per certo che ci sono delle problematiche legate per esempio al riutilizzo dei palazzetti, alle distanze di sicurezza. Ragazzi, non sono stadi di calcio dove con una capienza di X riesci a sistemare gli stessi spettatori che avevi prima, perché è sotto gli occhi di tutti, a parte San Siro, il San Paolo di Napoli e l'Olimpico, non mi pare che ci siano sempre tutti esaurito, no? O lo Juventus Stadium per esempio per quanto riguarda il calcio. Però tu immaginati una società di basket che chiaramente vivono con molto meno, i budget sono risicati, queste storie del lockdown che
peseranno moltissimo su quelli che sono anche i contratti in itinere e in essere già per i giocatori, cioè sappiamo che cosa succederà fra 2 o 3 mesi, il problema è quello, che le clausole Covid che ti dicono che probabilmente, questo credo che sia anche una cosa normalissima, tu non possa pretendere lo stipendio intero se non giochi, è lo stesso discorso, perché le stesse società non hanno la possibilità di capire esattamente quelli che possono essere gli introiti, cioè è facile, no? Certo. Sì, ma il discorso tuo è logico, ovviamente ci sono tanti problemi adesso con il Covid e quindi tante cose possono aver inciso proprio per quanto riguarda anche il rapporto, infatti si parla proprio che non collimano le due cose per quanto riguarda la scelta dei giocatori, almeno questo mi è parso di capire. C'è un fuggi generale, ma te lo dico proprio a cuore aperto, cioè se un Evans firma un contratto a $400.000 a Okinawa, è una cifra esorbitante, certo, per Sassari, certo. Cioè, considera così, fallo per 12 giocatori, incomincia a essere 5 milioni di budget solo per gli ingaggi. Sono cifre stiamo parlando, Renato? No, sono d'accordo. Non esiste. Certo. Poi mettici dentro anche il fatto che l'operazione di Dinamo, che ha riportato su quel discorso anche del Torino Basket, che entro oggi dovrebbe essere chiaramente come posso dire, passami l'espressione, venduto, no? Sì. Perché chiaramente per una questione di conflitto di interessi non si possono tenere due società chiaramente nella massima serie, tutto un insieme di cose che probabilmente incidono e incideranno nel prossimo futuro di quello che sarà l'essere in campo, rimanere sul parquet anche di società come la Dinamo, che grazie a Dio è un esempio lampante di come si deve condurre una società, perché non ci sono debiti, non ci sono scheletri nell'armadio. Poi per quanto riguarda il discorso del presidente con il coso, ma ben venga il discorso anche degli avvicendamenti, ci sono storie che finiscono, ma d'altronde finiscono dappertutto, cioè l'allenatore è una delle cose più importanti di una squadra, però tieni presente che poi si possono presentare le problematiche che noi, ripeto, non possiamo conoscere all'interno dello spogliatoio, all'interno anche della vita personale dello stesso allenatore, perché insomma qua sono avvicendati grandi allenatori e sicuramente ce ne saranno degli altri, però ripeto, va bene. Alla base rimane sempre quello che è il discorso societario, perché devi fare sempre i conti con la realtà delle cose. Allora Ico, dobbiamo stringere i tempi, mi dice Ugo, perché abbiamo anche altre notizie, per cui alle 11 conferenza stampa, non so dove sarà, lì al Palazzo dello Sport o in un hotel? No, guarda, sarà in diretta streaming. In diretta streaming, quindi la vediamo pure alle 11. Quindi perfetto. Tutti i social e soprattutto su Dinamo Basket. Dinamo Basket. Perfetto, quindi tutti sintonizzati sul sito perché avremo la notizia importante. Sì, anche perché chiaramente, ti ripeto, nessuno sa niente ancora, sinceramente. Sono delle cose che chiaramente dal punto di vista mediatico ci farebbe piacere conoscere a tutti, e anche perché, ripeto, non stai parlando di un allenatore vincente. Un allenatore che ha dimostrato di avere in 15 mesi grandi attributi. Una Coppa Europea, una Supercoppa, una finale scudetto lo scorso anno, quando è finito il campionato, quando è stato bloccato il campionato quest'anno, secondo in classifica, insomma tante cose. Allora Ico, ci sentiremo prestissimo, grazie di cuore per il tuo intervento. Ico Ribichesu da Sassari, speaker e voce della Dinamo Sassari. Grazie a te, ciao. Ciao Ico. Ciao. Allora Ugo, non so se abbiamo ancora qualche minuto a disposizione per quanto riguarda ovviamente il nostro... Sì, dobbiamo andare probabilmente con uno stacco? No, andiamo avanti ancora per quanto riguarda il Cagliari.
qualche notizia per quanto concerne il Cagliari. Vediamo che sabato, tra l'altro, al Bentegodi torna in campo, non ci saranno sul rettangolo di gioco dello stadio veronese João Pedro, quasi certamente Nainggolan, mentre Birsa è in rampa di lancio. Zenga punta sull'effetto sorpresa e sulla duttilità per cambiare modulo in corsa. La squadra anti-Verona potrebbe essere questa, col modulo tattico 4-3-1-2, Cragno in porta, sulla linea difensiva da destra a sinistra Cacciatore, Cepitelli, Pisacane e Pellegrini, quindi a centrocampo Nandez, Cigarini centrale, Rog, Birsa, trequartista, Pereiro e Simone, i due attaccanti. Simeone, chiedo scusa ovviamente. Per quanto riguarda invece l'altro modulo 3-5-2 potrebbe essere Cragno in porta, Cacciatore, Cepitelli, Pisacane sulla linea difensiva, Nandez, Rog, Cigarini, Birsa e Pellegrini, e quindi il duo d'attacco Pereiro, Simeone. Questa la formazione che Zenga sta cercando di studiare anti-Verona. Il Cagliari torna in campo sabato, vedremo insomma l'esordio anche di Walter Zenga, grandissimo portiere, uno dei più grandi portieri del mondo di tutti i tempi, lo ricordiamo con la maglia dell'Inter, con la maglia della nazionale veramente, e ha fatto bene in alcune circostanze da allenatore. È un po' una scommessa del presidente Giulini per quanto riguarda Zenga, che dice tra l'altro nella dichiarazione: niente distrazioni, starò lontano anche dai social sino alla fine del campionato. Noi auguriamo naturalmente a Zenga di ottenere dei buoni risultati guidando appunto il sodalizio del Cagliari. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, Ugo, e poi stiamo per concludere questo nostro intervento sportivo, naturalmente è passato il Napoli, per cui la finalissima della Coppa Italia sarà Juventus-Napoli, il gigante Cristiano Ronaldo contro Pollicino Mertens, dicono oggi i giornali. Mercoledì all'Olimpico si assegna il primo trofeo della stagione. Insomma, complimenti anche al mister del Napoli, Gennaro Gattuso, che è riuscito a conquistare comunque una finalissima di Coppa Italia. Siamo giunti, credo, al termine di questo nostro intervento. Ringrazio naturalmente Ugo Bulgarelli per questo spazio che mi concede. Chiaramente io ci risentiremo certamente il lunedì prossimo, sarò a Roma, andrò a Roma per una decina di giorni, per cui chiaramente l'intervento il prossimo sarà via telefono. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Da Renato Scanu, naturalmente la linea può andare nuovamente ad Ugo Bulgarelli. Benissimo, grazie Renato. Abbiamo concluso oggi anche l'appuntamento con lo sport e anche la nostra trasmissione, qualche minuto in anticipo. Adesso andiamo con la pubblicità. Vi ricordo subito dopo il programma Il Mattinando condotto da Luciano Lamantia. Noi ci risentiamo domani mattina puntuali con l'informazione alle 7:30. Sono le 8:57 in questo momento. Grazie a tutti per averci seguito e andiamo con la nostra sigla finale. Una buona giornata a tutti.